La memoria, dice Oscar Wilde, è ciò che portiamo dentro di noi e l'ordinata raccolta dei nostri pensieri. In questo luogo Camichiel dalle Colonne, sede regionale del Ministero per i Beni e Attività Culturali e per il Turismo del Veneto, il luogo di un collettivo, di una memoria, di noi che viviamo all'interno di questo istituto, e non possiamo dimenticare ciò che è stato anche questo importante edificio, luogo e residenza di importanti famiglie veneziane e non solo. Cos'è stato come sede della delegazione provinciale del Partito Nazionale Fascista, luogo di rappresentanza che è divenuto, ahimè, anche luogo dove gli oppositori al fascismo, al regime, venivano torturati, tanto anche di farne di questo luogo, da parte, per volontà di Mussolini, addirittura un sacrario, un luogo dove venivano venerati come martiri dall'altra parte i fascisti uccisi. Ecco che per noi, come luogo questo della cultura, vuol dire fare cultura, anche ricordare nella giornata della memoria questa parte della storia che non deve essere dimenticata e che, devo dire, qui noi che viviamo e lavoriamo qui la portiamo dentro, e vorremmo proprio avere in questa occasione che ci è data attraverso il Comune di Venezia, farla conoscere questa parte della storia a tutti i veneziani e a chi si collegherà e potrà vedere questo video. Camichiel dalle Colonne, un bel palazzo storico veneziano situato tra il mercato di Rialto da un lato e Campo Santi Apostoli dall'altro, ed affacciato sul Canal Grande. Qui c'è la sede di uno degli uffici territoriali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il segretariato regionale per il Veneto. Il palazzo è ricco di storia, come tanti altri palazzi importanti di Venezia. Nei secoli è passato di proprietà da una famiglia nobile all'altra. Tuttavia, dalla metà degli anni 30 diventa un palazzo con funzione pubblica. Infatti la Federazione Provinciale dei Fasci di Combattimento, in quanto proprietaria, riceve il 30 maggio 1935 la notifica di importante interesse storico ed architettonico per il palazzo, ai sensi della legge 364 del 1909, e in linea con la propaganda dell'epoca viene denominato Calittoria. Diventa così un luogo dedicato a servizi vari, sia rivolti alla popolazione veneziana, sia specifici dell'attività burocratica del locale Partito Nazionale Fascista. Con noi c'è il dottor Giulio Bobbo, ricercatore storico e componente del Comitato Scientifico dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, più noto come IVESER. Il dottor Bobbo ha avuto il merito di aver scritto un libro su una parte della storia poco nota ai più di Camichiel dalle Colonne, da Calittoria a Camatteotti. Dottor Bobbo, perché Calittoria e perché da Calittoria a Camatteotti? Per parlare di Calittoria bisogna tornare a quello che era il contesto della Venezia fascista degli anni 30. Il regime fascista si era instaurato in Italia da quasi 10 anni, stava attraversando il momento di consenso popolare e anche di consenso internazionale più importante della sua storia, e in questo contesto Venezia aveva un ruolo particolare. Perché? Perché appunto Venezia, la vecchia dominante che aveva avuto un ruolo cruciale nel controllo del Mediterraneo nel Medioevo e nell'età moderna, tornava utile nella narrazione dell'ideologia fascista per parlare di un'Italia potente sui mari. Ancora di più, una delle figure di spicco del regime di quel periodo era il conte Volpi di Misurata, che era appunto veneziano, e voleva fare di Venezia una sorta di esempio per quello che era il ruolo del fascismo nella gestione del potere in Italia. Quindi
parlare di Venezia voleva dire sostanzialmente parlare di quello che era stato un periodo di estrema potenza del territorio italiano sul mare che si approntava, che si apprestava a diventare ancora un ruolo di nazione egemone sui mari. Esisteva un progetto di lungo respiro portato avanti dallo stesso Volpi, quello della Grande Venezia, che voleva sostanzialmente rilanciare questo territorio da diversi punti di vista. Innanzitutto quello produttivo industriale. Si sa che l'idea di Porto Marghera nasce proprio da Volpi a cavallo dei primi anni del Novecento ed era iniziato subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. E poi quella di ruolo istituzionale della città, per cui legittimare la potenza del fascismo italiano attraverso la storia di Venezia. In questo contesto il regime a Venezia doveva avere un posto importante e a metà degli anni 30 la cosa non era esattamente così. Perché? Perché il Partito Nazionale Fascista aveva la sua sede a Venezia in un palazzo, sì, vicino a San Marco, in campo San Maurizio, ma in un palazzo dove non erano proprietari, quindi erano sostanzialmente degli inquilini che occupavano un piano di questo palazzo, ed era una situazione che non era adeguata a quello che era il progetto di Volpi. Per cui prende corpo l'idea di dotare il partito fascista a Venezia di una vera e propria sede. È così che nasce la storia della carriera, chiamiamola così, politica di questo palazzo, Can Michel delle Colonne, nell'arco di circa 20 anni a cavallo del 1945, per cui dal 1935 al 1954 questo palazzo che si chiamava e che adesso ancora si chiama Can Michel delle Colonne va a chiamarsi in due modi diversi, prima Calittoria e poi Can Matteotti. Anche i giornali dell'epoca dicono che a fare l'acquisto di questo intero palazzo era stata la generosità di alcuni enti cittadini. Ora, per enti cittadini a quell'epoca non c'è bisogno di faticare molto. Gli unici che avevano la capacità di liquidità tale da poter comprare un intero palazzo per di più sul Canal Grande erano le grandi attività industriali e commerciali di Volpi e delle persone a lui vicine, per cui c'era la famosa triade di Volpi, Cini e Gaggia, che avevano dalla parte loro non solo alcune delle fabbriche di Porto Marghera, la SADE che garantiva l'energia elettrica al territorio, la CIGA che si occupava di alberghi, altre fabbriche, insomma sono queste di fatto, sono le uniche che avevano la possibilità di fare una spesa del genere. Ed è così che sostanzialmente inizia anche per un palazzo secolare una militanza politica nella migliore tradizione del XX secolo. Siamo ancora a Camichella, dalle Colonne, qui a Venezia, al pian terreno, in un ambiente che tradizionalmente era destinato a magazzino per i palazzi appunto delle famiglie patrizie. E in questo ambiente si vuole identificare quello che era conosciuto tramite le cronache e le fotografie dell'epoca come Sacrario dei caduti fascisti. Dottor Bobbo, che ruolo avevano il culto della morte e la mistica nell'ideologia fascista? Parlare del Sacrario dei caduti fascisti ci aiuta a entrare nell'argomento di quella che può essere definita uno degli aspetti importanti della mistica fascista e più in generale dell'ideologia fascista, cioè l'affermarsi come fascisti attraverso il mito e il culto della violenza e della morte. Nella fattispecie, questo sacrario viene creato dal momento in cui si ha a disposizione un intero palazzo. Questo sacrario viene ricavato da una parte del piano terra, sulla strada per andare verso l'ufficio del federale, quindi del massimo responsabile del partito fascista a Venezia, per creare una sorta di passaggio obbligato, di sosta obbligata per chiunque
venga a visitare questo palazzo, e per chiunque intendo veramente chiunque, quindi anche Mussolini stesso, o a un certo punto anche lo stesso Goebbels che è stato all'interno di questo palazzo, come per dire che non si può continuare o iniziare la visita senza portare rispetto, senza presentare i propri rispetti, riconoscere, legittimare l'origine del regime fascista, che appunto è nato sul sangue dei caduti, attraverso la narrazione appunto di queste 13 persone che, secondo appunto quello che viene detto dai fascisti e dalla stampa fascista in quel momento, sono i 13 martiri fascisti di Venezia. Il culto della morte, appunto, dicevamo, ha un'importanza veramente fondamentale nell'ideologia fascista, perché si rifà appunto allo squadrismo delle origini, quindi a quel momento in cui una sorta di prima guerra civile aveva insanguinato l'Italia ed era finita appunto con un colpo di Stato che aveva portato alla marcia su Roma, e che poi appunto aveva iniziato a legittimare tutte le scelte che poi il fascismo aveva fatto man mano che si stava affermando. Non a caso gli stessi simboli della morte hanno anche nell'iconografia fascista, sono estremamente presenti. Basti pensare, un esempio su tutti, quello che è il gagliardetto della Disperata, che è una delle più famose squadre d'azione fascista, che era quella che operava a Firenze, che aveva appunto il teschio con le tibie incrociate, e che poi sarà ripreso anche dalle Brigate Nere e da diverse altre formazioni della Repubblica Sociale nel corso della guerra di liberazione nel 43-45. Per cui, anche se nel momento in cui Calitoria viene inaugurata stiamo attraversando il periodo più istituzionale, più sostanzialmente tranquillo del regime fascista, si vuole fin dall'inizio appunto creare come premessa da qualsiasi interazione con il partito fascista il rispetto verso questa narrazione appunto di questi caduti che avrebbero con il loro sacrificio reso possibile l'instaurazione del regime fascista in Italia, e che appunto chi viene a visitare deve legittimare di una sua visita, e che quindi accreditano il visitatore agli occhi dei padroni di casa, cioè dei fascisti a Venezia. Siamo ancora a Ca' Michel dalle Colonne, al primo piano nobile, in uno degli ambienti più belli, affrescati e stuccati in occasione del matrimonio tra due delle famiglie veneziane patrizie più in vista dell'epoca, i Renier e i Michel. Dottor Bobbo, c'è stato un momento di consenso sia a livello politico sia a livello popolare nei confronti del partito fascista a Venezia? Nel momento in cui Calitoria viene inaugurato come sede del Partito Nazionale Fascista a Venezia, il regime fascista sta raccogliendo i frutti degli ultimi 10 anni di politica nazionale, cioè la distruzione sistematica di qualsiasi forma di dissenso all'interno della società civile italiana. Per cui scompare una stampa indipendente, scompaiono partiti, scompaiono altre associazioni anche non politiche che comunque non si riconoscessero, non facessero parte dell'impianto statale o fascista. Quindi Calitoria nasce, Ca' Michel dalle Colonne diventa Calitoria nel momento in cui il fascismo sta godendo delle politiche degli ultimi 10 anni, quasi 15. E per un caso della storia si trova a vivere quello che è stato forse iconicamente il momento che identifica la maggiore sovrapposizione fra lo Stato fascista italiano e il consenso popolare, cioè la campagna per donare l'oro alla patria. Cos'era successo? Era successo che nell'arco della politica di espansione imperiale del regime fascista si era deciso di invadere l'unico paese non ancora colonizzato in Africa. Tutto questo in un momento in cui, anche se non doveva ancora cominciare, cominciavano già
a scorrere i primi venti di decolonizzazione, almeno le prime forme di dissenso. In questo contesto l'Italia invece andava a invadere una nazione sovrana che era l'Etiopia. Questa scelta appunto di compiere un'aggressione militare contro l'impero abissino non era stata senza conseguenze a livello internazionale, perché esisteva la Società delle Nazioni, sostanzialmente una forma precedente alle Nazioni Unite, che non aveva avuto altra scelta che prendere una posizione di censura nei confronti del Regno d'Italia e varare delle sanzioni. Che cosa tecnicamente queste sanzioni cosa dovevano essere? Dovevano essere una serie di misure che impedissero all'Italia di approvvigionarsi di beni strategici con i quali continuare la guerra. In realtà, come capita spesso su un embargo deciso da un'organizzazione sovranazionale, era una serie di un provvedimento pieno di compromessi facilmente aggirabili. Basti dire che alcuni dei beni più importanti come greggio o acciaio non erano considerati facenti parte delle sanzioni, o anche se lo erano potevano essere riforniti attraverso delle nazioni che non facevano parte della Società delle Nazioni. Quindi era un danno facilmente aggirabile, ma ovviamente la macchina della propaganda del fascismo non aveva perso l'occasione di evidenziare come l'Italia fosse sotto attacco da parte degli altri, e l'oro alla patria doveva servire tecnicamente a rifornire lo Stato italiano di oro, quindi con il quale comprare valuta forte, e controbilanciare gli effetti, che poi noi sappiamo essere praticamente nulli, delle sanzioni. Un colpo propagandistico importante che ha lasciato un segno nella società italiana, nel senso che ancora oggi, oggi forse molto meno, ma fino a poco tempo fa c'erano ancora tante persone che potevano ricordarsi di aver dato loro la patria, per cui una forma di dazio volontario che, anche se aveva i suoi se e i ma, come sempre, e soprattutto in un contesto in cui non è che ci fossero molte alternative, perché nel momento in cui uno Stato totalitario ti chiede di dare l'oro alla patria, per tutto quello che è stato il fascismo fino adesso, che ancora di più sarà dopo, sai di non avere tante alternative, ma in ogni caso il colpo propagandistico riesce e viene narrato come un successo, che è stato, e quindi segna un luogo importante della memoria del fascismo in Italia, che nel caso di Venezia si è tenuto proprio qui a Calitoria. E questo serve anche un po' a riassumere quello che è stato il ruolo del partito fascista e quindi della sede del partito fascista a Venezia in quel periodo. Quello era un momento in cui l'Italia godeva di una certa forma di considerazione all'estero, perché comunque nel momento in cui uno Stato dimostra di poter funzionare non dai molta altra scelta se non quella dell'accettazione, della legittimazione da parte dell'altro, e siccome Calitoria è il fascismo a Venezia, anche Calitoria riceve il rispetto e la visita di figure importanti, tipiche di un regime che non è per nulla isolato, perché poi la memoria della guerra d'Abissinia viene dimenticata abbastanza in fretta, e anche se ci stiamo dirigendo a grandi passi verso la seconda guerra mondiale, Calitoria fa tempo a vivere una sua stagione di, se vogliamo chiamarla così, gloria, dal 35 al 40, in cui appunto, come avevamo detto prima, arriva il ministro della propaganda Goebbels per la mostra del cinema, arriva Mussolini anche se in forma informale, arrivano dignitari da vari paesi come ad esempio la Polonia, che aveva un regime un po' particolare in quel periodo prima della guerra. Arrivano anche una delegazione di qualche centinaio di camicie nere di fasce all'estero americani, che intruppati vengono portati anche qui a portare il saluto al sacrario dei caduti fascisti, e poi vengono portati a visitare questo bellissimo palazzo veneziano. Penso poi cosa sarà successo di quei ragazzi che nell'arco di 4-5 anni poi magari si trovano a dover combattere quella che era la loro patria d'origine, essendo ormai cittadini di un altro paese. Ma questo non importa, perché nel 35, nel 36, nel 40 il fascismo sta vivendo i suoi anni ruggenti, i suoi anni
se vogliamo definirli migliori, e se parliamo della città di Venezia, Calitoria è una perfetta sintesi di questo momento ideale per il fascismo italiano. Siamo ancora a Ca' Michel, dalle colonne al primo piano nobile, nel portico, in questo ambiente luminoso, grazie alla grande serliana che dà verso il Canal Grande. E questo era l'ambiente più prestigioso di rappresentanza delle famiglie veneziane. E tra il 43 e il 45 diventa il luogo delle riunioni, delle prime riunioni dei fascisti veneziani dopo l'armistizio e negli ultimi anni di guerra. Come cambia il rapporto tra Calitoria e la città in quegli anni? Ha un suo significato particolare, perché segna il momento esatto in cui il ruolo della sede del fascismo a Venezia, cioè Calitoria, cambia bruscamente. Abbiamo visto che dal momento della sua inaugurazione fino all'inizio della guerra, quando appunto la situazione cambia molto in Italia e in Europa, Calitoria era stata sostanzialmente la vetrina del fascismo, nella fattispecie a Venezia, e quindi una sorta di gran spolvero dove i leader mondiali venivano a recare omaggio al fascismo a Venezia. Dopo un periodo abbastanza grigio nel 40-43 in cui viene fatto sostanzialmente lavoro amministrativo, con l'inizio della guerra di liberazione, quindi con gli eventi armistiziali, l'occupazione nazista del nord e centro Italia, il ruolo di Calitoria cambia radicalmente. Perché? Perché il ruolo politico sostanzialmente viene azzerato quasi subito, perché storicamente anche se il partito fascista rinasce come partito fascista repubblicano, il ruolo di partito politico che deve guidare una nazione ricopre veramente poco spazio nell'Italia repubblicana, fascista repubblicana, perché di fatto il PFR esiste per dare un'ossatura a uno Stato collaborazionista. In Venezia poi la cosa è ancora più grave, perché si succedono una serie di commissari federali, cioè di federali, che non incontrano il favore dell'ala più estremista, che ovviamente in quel momento stava avendo sopravvento, per cui c'è un primo federale che è Montesi, che addirittura cerca una sorta di dialogo con le forze antifasciste della città e viene allontanato. Un altro che lo sostituisce è Pio Leoni, pur non avendo ovviamente questa istanza, fa parte di quell'ala sostanzialmente che vorrebbe mantenere la situazione su un profilo basso fino alla fine della guerra, e anche lui viene sostanzialmente cacciato da una invasione, un assalto di fascisti repubblicani che entrano, si forzano l'entrata e prendono possesso sia simbolicamente che militarmente prendono il possesso della sede. Da quel momento l'ala militare del partito gestisce Calitoria. E come la gestisce? Detenendo e interrogando e torturando partigiani antifascisti catturati a Venezia e dintorni. Calitoria diventa quindi una di quelle ville tristi. Con ville tristi si intende quelle ville di solito isolate o comunque particolari, che venivano occupate da membri della polizia fascista o nazista, o ancora peggio le bande autonome come la banda Koch ad esempio, che si occupavano di torturare i partigiani. Calitoria dalla metà del 44, anzi diciamo dal 44 fino agli ultimi giorni della liberazione, è questo, cioè un luogo di detenzione e tortura di partigiani. Faccio un esempio: uno dei fucilati in riva dei Sette Martiri, Alfredo Vivian, deve essere legato a una corda per la fucilazione perché non poteva stare in piedi. Perché? Non perché avesse paura, ma perché qui a Calitoria gli avevano bruciato i piedi con la benzina per cercare di farlo parlare. Quindi in questo senso Calitoria, con il suo cambiare pelle, il suo cambiare ruolo, simbolizza molto bene quella che è stata l'epopea del fascismo in Italia, nato in un momento in cui nato dalla violenza e finito nella violenza, e anche nell'esclusione, nel senso che
Se prima, come abbiamo sentito prima, Calitoria era il centro del fascismo e quindi come tale omaggiato da tutti, nel momento in cui diventa un luogo di tortura diventa un fortino, e questo non perché da fuori dicessero che era un fortino, ma perché i fascisti stessi dicono che vogliono trasformare questo palazzo in un alcázar. Cos'è un alcázar? Alcázar è un termine spagnolo per identificare un fortino, e nella fattispecie va a parlare di una particolare base militare, un presidio spagnolo che aveva resistito nel primo periodo dell'insurrezione spagnola, quindi della guerra civile, da quando c'era stato l'alzamiento fino a quando i militari nazionalisti non l'avevano liberato. Quindi i fascisti vogliono fare almeno pensano di fare una resistenza a oltranza, quindi con cui resisti contro tutti, tu e gli altri. Alla fine, addirittura, noi siamo stati prima nel portico, quel portico viene chiuso da un muro di mattoni con delle feritoie che doveva servire per difendersi. Alla fine, in realtà, noi sappiamo che il fascismo repubblicano a Venezia, con l'unica eccezione della 10ª massa Sant'Elena, si scioglie come neve al sole nel primo giorno di insurrezione, e Calitoria non fa eccezione, cioè per quanto sia stato preparato per resistere militarmente, viene evacuato, al punto tale che quando i partigiani entrano il 28 aprile del 1945 non trovano nessuno. E questa è la fine di Calitoria. Fine della storia? No, perché il Novecento, appunto, con i suoi corsi e ricorsi, ci ha insegnato che anche i simboli vengono appropriati, vengono passati di mano, e Camichiel dalle colonne non fa eccezione, perché da Calitoria diventa Camatteotti. Perché questo? Noi sappiamo che con la marcia su Roma nel 1922 tutte le camere del lavoro, le sedi dei partiti non fascisti vengono tutte assaltate ed eliminate dai fascisti, e Venezia non fa eccezione. C'era una sede della Camera del Lavoro a Malcantò fino a San Margherita che viene espugnata. Quella sede non esiste più nel 1945, perché voi sapete che sono stati fatti, per i lavori della Grande Venezia di cui parlavamo prima, i grandi lavori per cui il Ponte della Libertà, i vari ponti sui Canali Grandi e il Rio Nuovo, che collegava Piazzale Roma con l'interno della città. Nel corso di quei lavori quella sede viene distrutta, per cui la Camera dei Lavori e i sindacati non hanno un posto dove stare. Pensano, Calitoria è vuoto, c'è anche un vacuum istituzionale, perché questo palazzo era di proprietà del partito fascista che non esisteva più, per cui decidono di entrare e continuare iniziare la loro attività di sindacato nell'arco di quella che è nominalmente una repubblica democratica, prendendo appunto un posto che prima era vuoto, quindi in un certo senso riappropriandosi di uno spazio che gli era stato tolto da una parte, che loro si riprendevano qui. E per circa 9 anni, cioè dal 1945 fino al 1954, Camatteotti ricopre questo ruolo, fino a quando ancora gli eventi del Novecento chiedono dazio e portano alla fine di questa esperienza. Perché? Perché voi negli anni 50 i governi dell'epoca avevano una politica di repressione e di contenimento di tutti i movimenti di sinistra, e una delle strette, uno dei giri di vite fatti in quel periodo estremamente teso, perché gli anni 40 e 50 sono momenti veramente tesi, poi diventeranno ancora più tesi negli anni 70, ma per motivi diversi, già le istituzioni saranno diverse. Negli anni 50 è proprio un muro contro muro dello Stato contro alcuni dei partiti peraltro rappresentati nelle istituzioni. Viene quindi fatta questa legge, una legge durante il governo Scelba, che non è un nome a caso, per la quale si decide arbitrariamente che tutti i beni posseduti dal Partito Nazionale Fascista diventano beni dello Stato, tutti. Se in casi come Calitoria potrebbe starci, perché questo era un palazzo privato comprato con i fondi privati ma dati a un ente pubblico, come era
più o meno il partito fascista in quel momento, ci sono delle zone come delle camere del lavoro che erano state comprate con i soldi degli operai, espugnati dai fascisti e rioccupati dai partigiani, e di colpo lo Stato entra a gamba tesa e se le porta via. Se le porta via con la violenza, nel senso che a Venezia, ad esempio, questo palazzo viene espugnato con la forza, cioè la Celere blocca letteralmente la città, blocca i treni, blocca il Ponte della Libertà, blocca i vaporetti, e a manganellate e calci di fucile si aprono la strada all'interno del palazzo e mandano via tutti. In questo contesto estremamente teso, ricordiamoci che 4 anni prima la Celere aveva sparato d'altezza d'uomo contro gli operai a Marghera, in questo caso una figura come quella di Gianquinto, che era stato sindaco di Venezia ed era, diciamo, una delle figure più importanti dell'antifascismo veneziano, contribuisce a evitare che la situazione veramente degeneri, perché lui si inventa una sorta di processione per la quale le camere del lavoro con le sue bandiere, le sue insegne escono scortate dai militanti da Calitoria e li portano a San Marco. Con questo escamotage lui riesce a far uscire la gente e a, come dire, disinnescare una situazione che poteva essere veramente tesa. Questo loro forse non lo sanno, forse non si ricordano, ma quindi questo uscire di queste insegne, che segna la fine della vita politica di Camichiel dalle colonne nel Novecento, è speculare a quello che era stato all'inizio. Perché all'inizio della sua carriera politica, quindi nel 1935, quando era stata inaugurata la sede, come era iniziata? Era iniziata con i labari, le bandiere del PNF, del partito fascista, che uscivano dalla sede di Maurizio e in corteo venivano portate dentro. Per cui vediamo una specularità che ci aiuta anche a capire qual è il senso di corsi e ricorsi della storia e ci dà appunto questa esperienza di un palazzo sostanzialmente immutevole come è Venezia, che però ha avuto la sua stagione particolare. E ovviamente ne parliamo in un momento in cui appunto parliamo di quello che è stata la storia del fascismo a Venezia, in Italia, e delle conseguenze che ha avuto alla fine, fino al 1945. Grazie dottor Bobo, grazie infinite.